Intanto grazie. Buongiorno a tutti, vi arrivi intanto il ringraziamento della città per aver voluto ancora una volta organizzare VIS nel cuore della nostra città. Un grande abbraccio a Giovanni Leoni e a tutto il suo direttivo, che a breve sarà anche, presumo, insomma, indicato, per la riconferma. È la giusta riconferma, il giusto tributo all'impegno personale di tante persone, di Giovanni in primis, che in questi anni hanno consentito all'Ordine di diventare un attore protagonista all'interno delle dinamiche della nostra città, un attore capace di portare sempre il suo contributo e protagonista veramente positivo del dibattito cittadino sui temi sanitari, ma non solo. Pensiamo a tutto il tema legato anche all'ambito sociale, all'ambito residenziale, che molto spesso ha a che fare anche con l'attrazione di nuove professionalità nel campo sanitario. E avete già discusso, insomma, discuterete di questa grande rivoluzione e del rischio di interpretarla unicamente come una rivoluzione immobiliare o del mattone e non tanto una rivoluzione culturale. Tutte le operazioni che stiamo facendo, gli investimenti che lo Stato sta facendo, anche lo sforzo che le aziende sanitarie stanno facendo per rincorrere le scadenze così strette e così complicate anche in termini di rendicontazione per la costruzione delle case della comunità e per gli investimenti in campo sanitario, questi investimenti rischiano di essere inutili se non si accompagnano poi a un cambio anche di contenuti, di approccio, non tanto e non solo del personale sanitario, ma della comunità stessa. Case della comunità prevedono anche un protagonismo delle comunità e in questi anni ci avete insegnato, proprio qui a VIS, penso a tutto il tema legato alla fake news, penso al tema legato appunto all'abuso del gioco d'azzardo, tanti temi che avete affrontato in questi anni hanno dimostrato che la salute non è un'entità delegabile esclusivamente al medico. I primi che devono occuparsi di salute sono i cittadini stessi. E finché non capiamo questo non si viene fuori da nessuna parte. Noi siamo in un mondo che tende a delegare tutto. Le famiglie, i genitori delegano alla scuola l'educazione dei figli, o all'allenatore di calcio o al parroco, se ci sono ancora parroci, perché ormai purtroppo le vocazioni sono in calo. E il cittadino delega al medico la cura dei problemi che alle volte si causa da solo con stili di vita non corretti, con l'abuso di fumo, con l'alimentazione scorretta, con l'assenza di attività motoria e così via. Ecco, dobbiamo riresponsabilizzare la persona in questo paese e dobbiamo farlo attraverso non certo insomma, un atteggiamento paternalistico o facendo la morale, ma facendo capire, grazie alla prevenzione, grazie al dibattito, grazie al lavoro nelle scuole, che i primi ad essere responsabili della loro salute sono i cittadini stessi. Dopodiché tutto contribuisce. Certo contribuisce il medico, il pediatra prima, poi il medico, contribuiscono sicuramente i fattori delle agenzie educative, contribuisce l'amministrazione comunale che ha il compito di creare una città il più possibile bella e a misura d'uomo, contribuisce lo Stato attraverso tutta una serie di azioni e attività e contribuisce poi l'intera galassia del mondo per quanto riguarda un ambiente più sano e più corretto, ma in primis si parte dalla responsabilizzazione della persona, che è un discorso che si fa molto poco, non è bello fare, non si prendono voti, si rischia di in qualche modo sentirsi rispondere sì ma tu cosa fai? Ti pago, è il tuo lavoro, fallo tu, io sono un cittadino, ho i diritti, ecco, iniziamo a parlare di diritti sempre accompagnati dai doveri. E allora anche le case della comunità devono essere case della comunità perché anche la comunità deve essere protagonista al suo interno. Chi si rivolge alle case della comunità non può solo chiedere, pretendere, avere, ed è giusto che abbia, una sanità dai massimi livelli, sappiamo benissimo le difficoltà che avete oggi in termini di personale, di risorse, anche di violenza in alcuni casi nell'atteggiamento rivendicativo di chi si rivolge a voi, ma dobbiamo lavorare perché le case della comunità siano case in cui la comunità fa il suo, in cui la comunità si attrezza per aiutare a farsi aiutare ad aiutare il medico ad aiutarli. Allora davvero questo cambio culturale non è più delegabile, non è più rinviabile, altrimenti rischieremo di avere sicuramente dei bellissimi distretti, speriamo tanti medici e tanti infermieri, sappiamo la difficoltà in questo periodo, ma il rischio è semplicemente considerarli erogatori di prestazioni. E l'erogatore di prestazione va bene se sei un distributore di Coca-Cola o di Pepsi-Cola, non va bene se sei un medico, un professionista sanitario, il cui ruolo è ben più complicato e il cui ruolo non può prescindere da una responsabilizzazione anche del paziente. Grazie e buon lavoro. Grazie, Assessore.